Allora, Teresa D'Avanzo. Aspettavo la sua domanda, direttore. Abbiamo Teresa D'Avanzo. tanti spunti. Esordiamo. Per Allora, dobbiamo battere le mani perché arrivano 9 milioni, credo, per il comune di Venezia. Dobbiamo battere le mani, dire oh che bello. E quando sappiamo che c'è 1,5 miliardi di debito e si pagano 70 milioni di interessi passivi in Veneto. Non so se vi corrispondono queste cifre. A fronte di quello che questa regione è in grado di produrre e di mandare in tasse e a fronte di un residuo fiscale che è una cosa assurda, adesso io devo battere le mani perché una delle più belle città del mondo, che ha delle esigenze straordinarie, perché non si può paragonare Venezia a una città qualsiasi, bene, gli sganciano le monetine per i dipendenti. Tutti si indebitano, cosa vuoi? Anche Venezia, dice il nostro amico Pipitone, come le altre, ciuccia la mammella dello Stato. È veramente uno spregio ai veneti, al lavoro dei veneti. Io immagino una società completamente diversa, dove ci sia una giustizia vera, una giustizia all'interno del nostro paese. Ma è impossibile, perché il degrado di questo paese è nei gangli di questo paese. Chiunque andrà su dovrà voltarsi a destra e a sinistra durante il Consiglio dei Ministri oppure in Parlamento durante le votazioni e durante le finanziarie, guardare se il dirigente massimo dello Stato gli dà l'ok con la testina, come mi è stato detto viene fatto abitualmente in Parlamento, ok, questa manovra può passare, questo decreto può passare perché viene detto sì dai burocrati di questo Stato. Noi vogliamo dare la speranza a tutti i disoccupati, a tutti i cittadini, a tutti gli esodati, a tutti coloro che si vedono cascare davvero in testa alle scuole, non si vedono risolvere i problemi annosi di un paese che ha una burocrazia folle. Studiavamo a scuola della burocrazia borbonica, credo che fosse una passeggiata in confronto a quello che viviamo noi. Di conseguenza solo una scelta di autodeterminazione del Veneto ci può dare la soluzione. Ipotizziamo uno Stato veneto indipendente, che cosa succederebbe sul versante dell'occupazione? Allora intanto vorrei dire una cosa, siamo tutti cittadini del mondo, nel senso che i veneti vivono in questa realtà, non vivono sulla Luna e naturalmente sappiamo perfettamente cosa sta succedendo in Europa. Il percorso che noi stiamo facendo, poiché popolo veneto, popolo europeo, è simile ad altri percorsi già fatti, perché dal dopoguerra a oggi sono sorti degli stati nuovi, ma vengono fatti tuttora, per esempio, dalla Scozia e dalla Catalogna. Quindi pensare a un'autodeterminazione o al fatto che i veneti possano decidere se rimanere italiani non è tornare in un mondo strano, essere fuori dal mondo, essere dei reazionari nostalgici di qualche tempo, è essere esattamente inseriti nel presente ma soprattutto nel futuro di questa Europa. Quindi quando noi pensiamo a un Veneto che è una repubblica, naturalmente pensiamo a uno Stato europeo a tutti gli effetti, che i dati che ci vengono forniti dalle agenzie nazionali italiane ci dicono che è ora di sbrigarsi intanto, proprio per l'occupazione, perché nel giro di un anno saremo così in ginocchio che non ne verremo più fuori probabilmente o faremo molta più fatica a venirne fuori. Per quello stiamo correndo tutti verso questa 342 per poter votare. Parlando della raccolta firme che viene fatta domani, vorrei dire questo. Se le intenzioni sono di portare avanti la 342 veramente, come ci viene detto dall'assessore, andate pure tutti a firmare, a parte che siete sempre liberi di farlo, ma andate pure tutti a firmare. Ma non venga mai lordato il nostro progetto
attraverso strani meccanismi e segnali, come abbiamo visto, di certe realtà nelle quali sotto andate ai gazebo c'è scritto rinnovate la tessera del mio partito. Io, assessore, le dico che nessuno qui è nato tonto. Mi va bene la raccolta delle firme. Il nostro leader diceva, guardate, i cuculi hanno un'abitudine, mettono le uova nei nidi degli altri. Sì, lo vedremo Noi anche in un possiamo, è vero, l'ha detto, no, noi possiamo anche far finta di nulla, potremmo addirittura covare queste uova, ma queste uova devono essere fecondate. Non possono essere uova vuote. Come ci accorgeremo se ci state prendendo in giro? Cioè se l'indipendenza non è un vostro progetto, ma soltanto un sistema per cavalcare la situazione. Ce ne accorgeremo appena sarà chiaro la scelta che viene fatta. Cioè noi chiediamo che qualsiasi sia il pronunciamento o l'atteggiamento di fronte all'Italia, se l'Italia punta i piedi, ci sia una continuità del progetto, non ci sia un abbandono del progetto, tanto la Corte Costituzionale sta facendo storia. Teresa Davanti. Se fosse possibile quello che dice Pipitone sarebbe bello. Purtroppo si è andati a Roma tante volte col cappello in mano e non si è portato niente. L'esempio del fallimento italiano è quello che stai facendo tu. Io ammiro che si raccolgano i soldi perché vengano venduti i beni sequestrati, ma mi risulta che le leggi italiane prevedano che questi beni sequestrati siano messi a disposizione per qualcosa di diverso, è una parte. Il fatto che tu stesso sia costretto a dover raccogliere firme per qualcosa che è palese, che il buon senso dice che bisognerebbe fare, ti dimostra del fallimento morale di questo Paese, su tutti i fronti, anche su questo, del mangiare su tutto, anche su questo. Allora, il diritto precostituzionale all'autodeterminazione dei popoli, Pipitone, non esiste nessuna Costituzione che lo possa fermare. Non precostituzionale, scusa, che significa? Cos'è il diritto precostituzionale? Spiegami. Allora, lo sai che l'articolo... La precostituzione non so cosa sia, la Costituzione sì. Certo, non studi, devi studiare, Pipitone, io non so, studia. guarda, io sono un medico, ho studiato quello. Morosini non l'hai mai capito. Allora, l'Italia ha firmato tutti gli accordi internazionali sull'autodeterminazione dei popoli. Benissimo. Ok? Quindi all'articolo 10 della Costituzione dice che si conforma a tutto ciò, quindi nella Costituzione è previsto che l'autodeterminazione ci sia perché si conforma e di conseguenza, anche se a Pipitone non piace, i veneti hanno il diritto di decidere. Decideranno magari di no. Che votano i veneti, guarda. Decideranno magari di no. Anche votando me, votando te, votando Ciambelli. Decideranno di no, ma con questo sfacelo che tu stesso dimostri esserci, con questa immoralità che ormai è palese, cosa vuoi che stiamo qui ancora a raccontarci il Cappuccetto Rosso, la Befana e Babbo Natale? Allora,